Seconda corsa, premio Bilov, una condizionata per cavalli di 3 anni, sono i Gentleman in sulchi, in 7 al via, 1 Buenavista BR, Andrea Venezia, 2 Ducan, Enrico Somma, 3 Honey Baby, Leonardo Vastano, 4 Don Salvio Jet, Antonio Scarano, 5 Diamante Dorial, Michela Rossi, 6 Da Granit Dipa, Federico Bongiovanni, in seconda fila 7 Diana Maker, Lucia Pasqualini. Stacco della macchina, veloce Honey Baby che prende il comando davanti a Ducan, poi all'esterno è Don Salvio Jet, compagno di allenamento di Honey Baby. Poi vediamo Diamante Dorial, intanto Don Salvio Jet va a chiedere strada al compagno di allenamento, ma rimane al comando Leonardo Vastano con Honey Baby. Seconda posizione sempre per Ducan davanti a Diamante Dorial. Poi via via gli altri. Intanto i 400 vanno via in 33,7. Siamo sulla seconda curva, sempre Honey Baby affiancato da Don Salvio Jet. Seconda posizione per Ducan davanti a Diamante Dorial. Frazione della curva in 15,9, viene fuori 47 scarso. Anzi 49,6 per i primi 600 metri. Ora esce all'esterno il numero 1 di Buenavista BR in anticipo su Da Granit Dipa. Intanto frazione qui davanti alle tribune in 14,9 con sempre apparecchiati i compagni di allenamento Honey Baby e Don Salvio Jet. Sempre Ducan secondo alla corda, poi la seconda pariglia è stata presa da Buenavista BR davanti a Da Granit Dipa. Terza alla corda Diamante Dorial, chilometro che avvia in 1,23. Siamo sulla retta di là con sempre all'attacco Don Salvio Jet su Honey Baby. Frazione delle scuderie passata in 15,3. Siamo sull'ultima curva con il figlio di Gorfont che sembra prendere la meglio nonostante il percorso esterno. Cerca di rientrare Honey Baby. Cavalli a poco più di 200 metri dalla conclusione con Don Salvio Jet che passa ai 200 finali. Cerca di resistere lungo la corda Honey Baby, poi si lancia in terza ruota Ducan che va corso lungo la corda, di dentro si butta anche Diamante Doria, ultimi metri, ed è Ducan che viene a vincere nei confronti del numero 4 di Don Salvio Jet al terzo Diamante Dorial. 1,16,4 la media al chilometro per Ducan. Enrico Somma, Giuseppe Citarella al training per il signor Nicola Carofano. Questa figlia di Varenna ha seguito lungo la corda i due duellanti, poi si è spostata in terza ruota ed è passata molto bene, venendo a vincere in bello stile la seconda del Savio.